Amici bellini, siamo in vigilia di partita importante perché comunque è una partita a top, la squadra che sta per vincere contro la squadra che... Ma c'è anche questa notizia della nuova maglia e vi volevo dare una notizia certa. Cominciamo. I capelli così voi potete scrivere sotto nei commenti. Ti vedo più selvaggia, quelle cose che si scrivono di solito. Benvenuto Luigi Verde, benvenuti a tutti i nuovi iscritti e iscrivetevi al canale quando vi posso dare delle notizie sicure che vengono. C'ho una fonte. No, ho parlato direttamente con Valentina De Laurentiis, perché io un contatto c'ho, non parlo con Giuffredi, non parlo con i procuratori, con nessuno, ma Valentina, bontà sua, mi risponde e in attesa, perché l'ho mandata la richiesta di intervista. Sta girando questa cosa, no? Si è parlato, tutti l'hanno riportata in questo modo, cioè che per il 27, per fine mese, c'è la presentazione della nuova maglia 2024-2025. Mi hanno mandato ovviamente in tantissimi questa notizia, dice: oh Vale, che sta succedendo? Attenzione! Io la accolgo su Twitter con grande entusiasmo. Perché? Perché il Napoli è una delle poche che non presenta la maglia a fine campionato come fanno delle altre, no? L'ultima partita di campionato di solito le squadre che sono già pronte e organizzate indossano la maglia del prossimo anno e quindi si crea già un hype, no? Hype e quindi ho detto wow. Cioè, noi addirittura anticipiamo di mesi e mesi, interessantissimo, e mi dà anche quella sensazione di dire ok, proprio per dare qualcosa di nuovo ai tifosi, anche una prospettiva, la freschezza di pensare già al futuro, che non ci siamo arresi e che vogliamo già voltare pagina. Ecco, voltare pagina mi piaceva l'idea, però subito mi commenta e dice: ma io ho letto che in realtà non è quella dell'anno prossimo, e a tutela della maglia, che è un canale insomma che sui vari social si è sempre occupato della maglia, ci conferma che dovrebbe essere non quella dell'anno prossimo ma un'altra maglia di quest'anno, quindi un'altra maglia che porterà lo scudetto, per capirci. E quindi io non mi arrendo e chiedo e ho la conferma, e Valentina mi dice: è una limited edition. Guarda, ve lo leggo perché voglio essere preciso con le parole sue. Le nuove maglie della stagione 2024-2025 verranno presentate a luglio per questioni contrattuali con gli sponsor. Il 27 presentiamo una limited edition in collaborazione con uno dei nostri main sponsor. Quindi uno dei nostri main sponsor può essere eBay, può essere MSC, può essere Upbeat, insomma questi sono i main sponsor del Napoli. Non sappiamo niente, non ci sono leak. Quello che vi posso dire con certezza, perché me l'ha detto Valentina, è che non è la maglia dell'anno prossimo, ma è una maglia di quest'anno, un'altra limited edition. Il mio commento a margine è che mi sarebbe piaciuto già vedere, però è anche difficile, prima di tutto così presto, perché è troppo presto. Cioè, verso fine campionato secondo me è giusto, troppo presto a marzo è troppo presto, e poi già togliere lo scudetto simbolicamente non è il massimo. Io l'ho tolto da quell'angolino là, perché non me la sentivo più di metterlo, però il mio logo lo porta ancora e quindi ce lo siamo meritato l'anno scorso e quindi ce lo teniamo. Però almeno questo ce lo possiamo tenere, quindi va bene, è un'altra maglia limited edition che insomma speriamo sia bellissima, perché al di là di tutto, per chi se le può permettere, per chi non se le può permettere, sono belle maglie che restano, se sono belle, per le foto, per il finale di stagione o per qualche occasione speciale. Non sposta molto. Chi se la può permettere avrà un altro cimelio con lo scudetto che se lo ricorda. Io preferisco già guardare avanti. Comunque ringrazio Valentina, che è sempre molto disponibile, chissà se mi risponde di nuovo. Ma dobbiamo proiettarci alla partita di domani con un'analisi tattica. Io vi dico che quelli sicuri sono questi tre. Questi quattro, perché adesso veramente ce la dobbiamo inventare. O
Oltretutto lo segnaliamo perché poi non solo il Napoli ogni tanto fa questa cosa, il Napoli ha deciso proprio mai più, proprio le pre-partita non si fanno più. In questo caso anche Inzaghi non fa conferenza stampa e leggo da un portale nerazzurro, insomma, dice nessuna conferenza né dichiarazioni a Inter TV, come spesso accaduto dopo gli impegni infrasettimanali della sua squadra. Non comparirà quindi davanti ai media prima del nuovo impegno di campionato. Il tecnico piacentino alla vigilia si concentrerà quindi unicamente sulla gara che disputeranno domani contro i partenopei. Rispetto agli ottavi di ritorno contro l'Atletico Madrid ci saranno più cambi di formazione, assenti Quadrato e lo sapevamo, Sensi e lo sapevamo, Arnautovic, e a meno di sorprese l'ultimo secondo pure Carlos Augusto. Bissek e Aslani scalpitano, riecco Acerbi. Queste sono tutte ipotesi, la certezza non lo so quanto sia attendibile questo portale, ma tutti i portali che poi dicono domani gioca sicuramente Raspadori prima non è detto, dobbiamo capirlo. Più di un cambio, gli spifferi portano a credere bla bla bla. In difesa Bissek dovrebbe rilevare Pavard e quindi io se l'ho messo al fantacalcio sono già fregato. Praticamente certo che Acerbi sostituisca De Vrij nel pacchetto arretrato. A destra Darmian è in vantaggio su Dumfries, a centrocampo Aslani potrebbe far rifiatare Çalhanoğlu. Ci stanno snobbando, cioè se veramente togli Çalhanoğlu, è chiaro che hanno anche tutti quegli impegni ravvicinati, però se metti Aslani al posto di Çalhanoğlu, Frattesi pronto a iniziare la gara al posto di Barella o Mkhitaryan, davanti pochi dubbi e poca scelta, di nuovo Thuram Lautaro, quindi fanno un po' mi ha risposto, mi dice non rilascia dietro le quinte. Ragazzi, io ci ho provato insisterò e le chiederò se posso intervistare il papà. Vabbè, niente, non rilascia qui. Sono un po' deluso. Però mi risponde, almeno questo mi risponde. Io spero che presto anche questo atteggiamento in realtà mi dà speranza per il futuro, perché se dovesse poi essere lei a rilevare tutta la famiglia, tutto il business familiare, l'idea che lei voglia stare dietro alle quinte e prendere solo le decisioni senza dover apparire per forza, pure mi piace in realtà. Però avevamo bisogno di parlare, vabbè, lasciamo perdere. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda l'Inter. Il report dell'allenamento del Napoli con Meret in bella vista. Ragazzi, io ieri ho twittato su Caprile, non so se avete visto la partita, insomma l'Empoli ha tenuto in piedi la partita fino alla fine, fino al 94esimo praticamente, con diverse parate di Caprile. Però io ho twittato a fine primo tempo, ho detto, perché tutti stavano dicendo Caprile, guarda che parate. Sì, certo, tante parate importanti, però tutte parate con respinte al centro dell'area piccola e molto spesso la respinta finiva sui piedi degli attaccanti del Bologna. Il Bologna orfano di Zirkzee perché infortunio importante, e quindi sì, parate importanti, anche interessanti. Sicuramente il portiere è reattivo, mi sembra anche dotato con i piedi, un buon rilancio con entrambi i piedi, lo vedo sicuro di sé. È portiere da squadra piccola, quindi molto sollecitato. Attenzione, però, detto, queste respinte al centro non sono poi, sono un po' terrificanti, e alla fine è proprio una respinta al centro porta al gol del Bologna che li allontana, direi definitivamente. Cioè se escono dalla zona Champions è veramente un crollo verticale. Però il Bologna non lo riusciamo a beccare, è proprio difficile, insomma ci sono scontri diretti che dobbiamo sfruttare, però quindi il discorso portiere sarà molto importante per l'anno prossimo. Che si fa con Meret, che si fa con Gollini, che si fa con Caprile, è un discorso che resta in piedi. Ma quello che ci interessa è questo: chiusura di lavoro di sessione con lavoro tecnico-tattico. Osimhen ha svolto allenamento personalizzato in campo e successivamente ha svolto parte di seduta in gruppo. Ora questo non ci dice molto, nel senso che un giocatore qualsiasi, se si fosse trattato di un Cajuste o anche di un Oliveira, tu dici allora gioca Mario Rui, se Cajuste te lo porti in panchina, ma trattandosi di Osimhen, il personalizzato in campo e parte di seduta in gruppo, non vi so dire. Un Osimhen al 30% che fai? Lo fai iniziare
o lo porti in panchina e poi lo butti dentro nel momento della bisogna, perché è anche mortificante per quelli che stanno in panchina Simeone, cioè neanche quando lui non sta in forma assolutamente non parto proprio mai, e non mi inserisci nemmeno nei secondi tempi perché Osimhen te la può segnare da un momento all'altro e non si cambia modulo. Secondo me Calzona è chiamato a una scelta importante per non perdere poi anche non perdere il contatto con lo spogliatoio, ma anche per questo finale di stagione, se poi ha un problema serio e ti riaffidi a Simeone, il ritmo partita, insomma io metto Simeone qui, ma non credo, cioè, è più logico, non è più logico, ma è più plausibile che parta comunque Simeone e Osimhen dall'inizio, anche al 30-40%, e poi si vede, perché Osimhen rappresenta un pericolo pubblico. E non metterei Raspadori punta che viene dentro, perché l'Inter ha un modo di difendere molto codificato, il centrocampo è bello folto, quindi anche se tu vieni dentro, dove stanno gli opponenti? Per esempio, sono bellini gli opponenti, Lautaro, Thuram, diciamo Darmian qui ci potrebbe essere Barella e Frattesi qui ci potrebbe essere Aslani, Di Marco, insomma questi tre. Ok, tu cerchi di portartene uno via, benissimo, ma poi vieni comunque raddoppiato dal centrale, le mezze ali che scalano molto. La forza dell'Inter è quella, fisicità e velocità nell'andare ad aggredire con tanti uomini, sia quando attaccano sia quando difendono, e noi non abbiamo grandi mezzale di inserimento, perché questa storia del portare via, è chiaro, funzionerebbe se poi tu hai mezze ali che si buttano dentro, diciamo un nome a caso, Elmas, visto che il ragazzo pare sia a Napoli nostalgico, e tutti quanti non giochi manca un minuto là, e Kim pure che dice ogni tanto faccio panchina, è la prima volta che mi succede. Ma perché esultare per tutto questo? Ti spiace che non li abbiamo noi come uno potenziale titolare assoluto e un altro il 12° che ti faceva comodo, non giocano neanche dall'altra parte, non mi sembra il caso di esultare, onestamente. Ma quindi io non metterei Raspadori lì. Se Osimhen ce la fa, ovviamente Osimhen, altrimenti mi giocherei la carta Simeone. Kvara non c'è dubbio, quindi qua Darmian che potrebbe dare una grande mano, insomma Bissek è bello grosso, fisicamente è una bella sfida, se te lo fa in velocità è forte Bissek, mi ha veramente impressionato. E quindi, considerando che Lobotka non lo puoi cambiare mai, che Di Lorenzo gioca sempre, dobbiamo inventarci il resto della difesa. Secondo me ci può stare Olivera nella logica di questa alternanza. Ha cominciato Mario Rui, ha chiuso Olivera, entrambi hanno dimostrato un po' di difficoltà, nessuno mi è sembrato superiore da dire deve giocare questo, perché così, quindi è una monetina che si lancia. Rachmani credo che venga confermato, anche il gol per lui, e qua secondo voi vediamo Nathan contro l'Inter? Adesso è il momento di lanciare Nathan di nuovo nella mischia? Ostigard, sì, perché no, però c'è da capire, se Juan Jesus riesce a farne un'altra consecutiva, secondo me gioca Juan Jesus. Il resto del centrocampo si deve completare, chissà, attacca e stacca, gioca sempre lui. Cajuste probabilmente dovrà cominciare a essere schierato, anche per capire che giocatore abbiamo comprato, perché se gioca Anghissà sempre e non capiamo mai niente. E qua la solita storia Zielinski. Zielinski lo fai giocare proprio contro l'Inter, sta girando un video di un bellissimo gol di Zielinski, c'era Ancelotti, un gol dalla distanza di Zielinski proprio nel 7 alto. Sarebbe una bellissima storia. Non ce ne sono, non sarebbe la prima e non sarebbe l'ultima di una storia di un giocatore già promesso a un'altra squadra, che però fa il professionista fino in fondo, segna, esulta o non esulta. Che fai? Rispetti la squadra prossima e non rispetti i tuoi tifosi? Esulterebbe secondo me alla grande Zielinski, o magari per polemica con quelli che lo stanno attaccando, magari potrebbe fare ma Zielinski secondo me non è il tipo. Sarebbe sfizioso vedere Zielinski qua, nonostante penso sia più plausibile un Traoré, quindi con l'ombra della Buonani, la famosa canzone L'ombra della Buonani, con Traoré qui, e a destra come al solito io credo si parta sempre con Politano, con la possibilità Ngonghe che ha recuperato perché è stato messo negli ultimi secondi con il Barcellona. C'è sempre Raspadori che può andare qui, e
Lindstrom per esempio adesso è da tenere presente nelle rotazioni, perché è stato buttato nella mischia un po' prima contro il Barcellona, quindi evidentemente Calzona comincia a valutare questa possibilità. Ma io, togliendo Zielinski, lo mettiamo qua Zielinski, là deve stare. Io credo che si dovrebbe fare questo, poi dipenderà molto da Osimhen. Siamo abbastanza ai piedi di Pilato, Den Donker, Mario Rui, non lo so, questo è quanto. E l'Inter, insomma, ancora questa cosa, c'era la molla sotto al dischetto del rigore quando ha tirato il rigore Lautaro. Direi di no, direi che capita, e quando si arriva forte col piede d'appoggio sopra al turf sopra il campo, salta. Di solito c'è la possibilità della zolla, e ci sono giocatori, Ronaldo dice che lo faceva pure apposta, cioè di alzare un po' il pallone, quindi tiri più forte come se fosse di controbalzo. È capitato. C'è anche il rigore che tira Klassen, che pure sbaglia, ma la palla non va in cielo. Il pallone fa lo stesso effetto. Sarebbe bello vedere anche i rigori di quelli dell'Atletico Madrid, per togliere da mezzo questa cospirazione di una bolla che non siamo ridicoli. Da New York, Valero Fluido è tutto. Mi raccomando, se lasciate tanti mi piace è capace che Valentina si convince, oppure che mi manda direttamente il papà o il fratello. Magari possiamo intervistare Edo, che ne sai, magari scopriamo un vicepresidente bello cazzuto che ha intenzione lui di prendere in mano le cose. Vediamo, non vi posso dire niente. Quello che è certo è che domani è partitona, e vorrei rivedere un attimo il Napoli difendere il tricolore con orgoglio.